Amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti per trasmettervi questa quarta giornata di campionato Serie B maschile del girone M. La pallavolo Jolly Cinquefrondi alla prima in campionato qui al Palabonini di Cinquefrondi affronterà la Papiro Volley Fiumefreddo Catania. E anche il primo incontro c'è un piccolo ricordo al Palabonini. Si sta per ricordare la signora Romina, la mamma di Alessandro Santacroce, una signora fantastica, una signora, sono emozionato anch'io a ricordarla, eccola, la vediamo sullo schermo, vediamo. Eccola qua, un applauso del Palabonini per Romina. Ricordiamo ancora il suo sorriso, il suo tifo per la Jolly Cinquefrondi. Romina ci ha lasciati a giugno. E salutiamo Tonino, Francesco e Alessandro e il resto della famiglia. Il saluto delle due squadre. Abbiamo avuto qualche problema prima di iniziare la diretta e abbiamo trovato una soluzione all'ultimo secondo. Infatti non riusciremo ad avere il replay quest'oggi e la scoreboard, il risultato in tempo reale. Quindi vi chiediamo scusa per oggi, non ci saranno e magari torneranno nelle prossime dirette. Squadre pronte allo starting six, dopo aver ricordato Romina qui al Palabonini che si sedeva proprio davanti alla nostra postazione, sempre ad incitare la squadra, ad incitare Alessandro. Alessandro purtroppo oggi non è potuto essere presente, che ha la partita con la sua squadra. Gli arbitri prendono posizione qui al Palabonini. E lo starting six della Papiro: numero 2 Andrea Di Franco, il numero 4 Andrea Fichera, il numero 9 Federico Testa, il numero 11 Andrea Chiesa, numero 15 Andrea Cassaniti, il numero 17 Marco Zammataro, il libero Simone Lombardo. Primo arbitro Burrascano Erika, il secondo arbitro Cardaci Luca. Costa Dolci Papiro, Bruno Erox una volta, Costa Dolci Papiro Catania, che ancora è a punteggio pieno, 9 punti su 3 partite, 9 set vinti, 0 persi. Schiacciasassi Papiro Volley. Jolly Cinquefrondi che invece arriva da 2 vittorie consecutive, la rimonta contro il Palermo e la vittoria contro la Tonno Callipa la scorsa giornata. E ora lo starting six della Jolly Cinquefrondi con il numero 2 Peppe Orlando, il numero 16 Luca Degli Esposti, il numero 11 Dionisio Di Pasquale, numero 5 Walter Vaiana, il numero 8 Massimiliano Lopetrone, il numero 6 Matteo Bonati e il libero Fabio Remo con il numero 9 capitano Dionisio Di Pasquale.
gli applausi del Palabomini ed è bellissimo risentirli dopo 2 anni di palazzetto vuoto. Renato che mi ha raggiunto il microfono. Ci sono? Buonasera, eccomi, ha aperto il microfono. Buonasera a tutti, ben ritrovati qui al palazzetto rinnovato. Dicevo, è bellissimo risentire il Palabonini, gli applausi del Palabonini. E abbiamo anche una visuale diversa rispetto all'anno scorso con la telecamera su, Sì, posizionata montata, alta. c'era una scala e l'ho approfittato e l'ho montata lassù. Il problema è toglierla poi. Sì, abbiamo montato il computer di emergenza, il primo ha dato forfait 5 minuti prima dell'inizio della partita, quindi non avremo a disposizione le grafiche di Gabriele. Abbiamo fatto cambio all'ultimo, last minute. Sì, Ogni tanto ci sta. Ecco inquadrato Dionisio Di Pasquale che partirà alla battuta per la Jolly Cinquefrondi. Pronto l'arbitro? Subito ottima la battuta di Dionisio Di Pasquale, la gioca la Papiro. Luca degli Esposti alza al centro per Matteo Bonati, ci arriva ottimo il recupero di Lombardo, il tuffo di Lombardo. Poi l'attacco centrale vincente del numero 2 Di Franco. Ed è subito 1-0 per la Papiro. Ottimo il tuffo di Lombardo. Si sente intanto ripristinati i tamburi che erano rotti al 17 Zammataro al servizio, ma è out questa battuta. 1-1. Ecco il primo punto della Jolly al Palabonini dopo 2 anni. Si sente il tifo del pubblico. È arrivato il messaggio di Tonino. Renato, lo leggiamo. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine per questo omaggio. Un grosso abbraccio a tutta la famiglia Jolly. Ciao Tonino. Intanto grazie. La battuta di Max Lopetrone si è fermata sulla rete per l'1-2. Al servizio per Papiro Cassaniti. Si ferma sul nastro anche questa seconda battuta. 2-2. Facciamo fatica anche a sentirci nelle cuffie. Non siamo più abituati. Alla bolgia del Palabonini, rinnovato, rimbiancato, con impianto luci a LED. Intanto alla battuta Peppe Orlando. Sono presenti i suoi genitori stavolta sugli spalti, non sono connessi. Intanto battuta spin di Peppe Orlando, buonissima la schiacciata di Di Franco che mette a segno il 2-2. 2-3. 2-3, sì. È proprio Di Franco ad andare al servizio. Riceve Matteo Bonati per la Jolly, degli Esposti al centro per Walter Vaiana. Mette giù Walter Vaiana. Sì, si allunga le falangette per prendere questa palla, la tocca e la sposta quanto basta nel punto del campo vuoto non presidiato dalla difesa. Tre pari, diteci da casa come ci state vedendo, se ci vedete bene, se ci sentite bene. Intanto riceve Lombardo per la Papiro, schiaccia sulle mani del muro avversario Andrea Chiesa. Sì, si era spostato Luca degli Esposti per andare a copertura sotto il muro, ma la palla era è finita proprio dove era lui precedentemente. Servizio Papiro, riceve Fabio Remo, pallone molto alto degli Esposti per Dionisio Di Pasquale. Che buca
Ottima la schiacciata di Dionisio Di Pasquale Sì, è salito tantissimo. per il 4 pari. Bonati si prepara. Cambio punto di battuta. Servizio di Bonati che si ferma sulla rete. 4-5, quindi il punteggio. Fichera al servizio per la Papiro. Si ferma anche questo sul nastro. Uguale a quella di Matteo Bonati. Una jump float corta. 5 pari. Le indicazioni di mister Tonino Chirumbolo a Matteo Bonati. Vediamo inquadrato. Ora Luca degli Esposti. Walter Vaiana al servizio per la Jolly. Per il libero ad una mano. Costretto a sistemare poi l'alzatore della Papiro. Degli Esposti ad una mano per Pepperland. Mamma, bravissimo che Lombardo. libero. Schiaccia poi Cassaniti. Dietro degli Esposti per Dionisio Di Pasquale. Ancora Lombardo a difendere la Papiro. E out. E quindi di nuovo la Jolly in vantaggio 6-5. Riceve la Papiro con Chiesa. Schiacciata vincente del numero 11 Chiesa. Mani out. E 6-7. Sei pari? 6 pari. Adesso che non ce l'ho davanti in alto a sinistra dei vostri schermi. E Chiesa che sta per servire. Testa sull'Opetrone. Degli troppo Esposti. bassa. Sì, basso per Peppe Orlando. Schiacciata forte del numero 15 Cassaniti. Ancora a scheggiare il muro Jolly. E ora passa in vantaggio la formazione ospite. Out questa volta il servizio di Chiesa. 7 pari. Spin per Dionisio Di Pasquale. Sulla rete. Provata tante volte questa settimana per riprendere la sua spin che aveva abbandonato da tempo Gabriele. Intanto Zammataro al servizio. Riceve Matteo Bonati. Primo tempo. Murato, Pepperlando recupera la Jolly, schiaccia Dionisio Di Pasquale, buona la difesa della Papiro, poi non c'è intesa tra il numero 9 Testa e Chiesa. E punto Jolly, 8 pari, mentre si prepara Max Lopetrone al servizio. Anche Max ha provato tante volte la sua spin, vediamo questa volta il jump float e si ferma sul nastro. (8-9) quindi il punteggio, di nuovo in vantaggio la Papiro. Cassaniti al servizio, jump float per lui su Remo, primo tempo dell'Orlando Furioso. Per poco, un gran muro. Ci arriva Fabio Remo sul secondo tocco, ma non basta per alzare il pallone e rimettere in gioco. Primo break della partita. Sì. Cassaniti al servizio per la Papiro. C'è la Jolly, poi Dionisio Di Pasquale a tutto braccio per accorciare le distanze. 9-10.
Orlando al servizio. Spin per lui. Si è uscito di poco. Sì, sì. Out che è uscita di poco, proprio di poco. Sembrava scendere all'improvviso questo pallone, poi si è fermato oltre la linea. Di Franco al servizio su Matteo Bonati. Olè. Tenta, ma Bravo c'è Lombardo. Lombardo che in tuffo e Ok, un po' di confusione nella jolly qua. Dionisio, mani out. Mani out ottenuta da Dionisio Di Pasquale. E guarda che rabbia, esulta per far alzare i suoi tifosi. vietato per la Jolly fare i giochetti di prima intenzione perché c'è un Lombardo a molla. Vero, 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 vero. È caricato a molla con le scarpette bicolore, Gabriele. 10-11. Una rossa e una bianca, si ferma sul nastro anche questa ennesima battuta. 3 turni consecutivi, Non errore al servizio. riusciamo a rimandare la palla dall'altra parte. 10-12. Altro break per la formazione ospite. Testa al servizio. Pallone su Massimiliano Lopetrone degli esposti per Matteo Muro Bonati, un monster a 1. block. Un monster block della Papiro che si porta avanti di 3. 10-13. Ancora con testa al servizio. Oh, è tanto tranquillo, mica contesta. Errore al servizio anche per la Papiro. 11-13. Saranno le luci nuove, Gabriele. Accecano tutti. Matteo Bonati al servizio. Vediamo se riusciamo a servire. Passa dall'altra parte questa volta. Buona la schiacciata di Chiesa. La gioca la Jolly Pipe con Matteo Bonati che mette a segno la Pipe. 12-13. Bella l'alzata di Luca degli Esposti. Dicevo, libero alla scarpa destra bianca, la scarpa sinistra rossa. Rossa. Colore della sua maglietta. Ancora Matteo Bonatti al servizio per la Jolly. Riceve bene la Papiro. Chiesa a schiacciare Out. ma è out. È out. 13 pari a gancio della Jolly. Non ce la faccio. E chiama time out la formazione ospite. Sul 13 pari. Eccola inquadrata la formazione siciliana. E adesso panchina Jolly con mister Chirumbolo. Dare informazioni ai suoi. E adesso le squadre che rientrano in campo. Bonati al servizio. Oh! Rimedia subito la Papiro e Oh, rimedia ce la benissimo. Con Cassaniti. Cassaniti. Una situazione difficile. Tengono un punto d'oro che gli permette alla formazione di andare in vantaggio. 13-14. Fichera al servizio. Out. È in. È in. Sì, sotto gli occhi dell'allenatore della Papiro. Questo Bella pallone. alzata di Luca degli Esposti che ha tenuto nascosto. Hai visto che il muro non sapeva dove saltare. Come si chiama l'allenatore loro?
Vaiana al Vaiana. servizio. Muro! Olè! Un master block della Jolly. Gabriele, quando non c'eri, appena sono arrivate le squadre, io non avevo purtroppo il cellulare, avevo staccato la mia SIM ed era spento. E Tonino è l'allenatore, come si chiama la Gabriele che c'è qui? Frinzi? Russo? Frinzi. Gaetano Frinzi Russo? Frinzi si sono messi a giocare a Bagher. Bagherone. Riceve Primo la tempo. Papiro, primo tempo. Ma palla c'è spinta? una pallone a... No, Doppia. una doppia. L'alzatore del Papiro. Secondo break della partita, questa volta però è Jolly. 16-14. Ancora Walter Vaiana al servizio per la Jolly. È out. Out, sì. Tanto Chiesa al servizio. C'è Massimiliano Lopetrone degli Oh. esposti che rimette il pallone di là, ma c'è invasione aerea. E quindi ancora Papiro al servizio che ha riagguantato il punteggio. Chiesa degli esposti ancora Si è da una portato mano. la rete dietro però. Peccato. Sì. E quindi Papiro che passa in vantaggio, 3 punti consecutivi. Un pelino più alta per Luca. Forse era 4 out. punti consecutivi. Buona la schiacciata di Dionisio Di Pasquale. Impossibile poi per la Papiro recuperare questo pallone. Ed è 17 pari. Dionisio Di Pasquale al servizio. E spin ottima, però è Recupero tenuta della bene. Papiro. Sì, sì, free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly degli esposti per Max Lopetrone. Si era coordinato bene. Cerca Massimiliano il tocco del muro sulla rete, il fallo, ma non c'è. Comunque subisce un monster block, 17-18. Zammataro al servizio. Sempre su Max Lopetrone, Sì. questa volta la Forte! schiacciata è dalla parte di Dionisio. Dionisio caricato. Abbiamo questa sera un Di Pasquale On fire. molto carico. On fire. Lopetrone al servizio. Primo piano per lui. Out, Oh. lunghissimo questo servizio. Dai. Molti errori per la Jolly in questo set. Troppi errori per la Jolly. Cambio. Già. Esce il numero 15 ed entra il numero 7. Si chiama Gabriele? Non ce l'ho qua. Non ce l'ho. Perché non abbiamo preso le formazioni che eravamo presi dal cambio di computer. Non abbiamo il numero 7. Abbiamo solo lo starting six. Lo chiameremo l'illuminato. Ace. Intanto il nastro beffa la Jolly. Time out. Sì, chiesto da coach Chirumbolo. 18-20, altro break del Catania.
18-20, squadre di nuovo in campo qui al Pallabonini di Cinquefrondi, primo set di questa quarta giornata, campionato Serie B maschile girone M. A servizio il numero 7 della Papiro, riceve Massimiliano Lopetrone degli esposti al centro per Peppe Orlando, pallone che si insacca e Jolly che si porta di nuovo a -1. Eccolo inquadrato il tabellone del Pallabonini. Torniamo un po' all'antica, quando una volta non avevamo la scoreboard dal programma e ogni tanto inquadravamo il tabellone. Spin out di Peppe Orlando e si riporta a +2 la Papiro. 19-21. Troppi errori della Jolly Cinquefrondi al servizio. Errori che pesano in questo set. Comunque siamo 19-21. Servizio Papiro. Ed è è un monster block. Se non mi sbaglio è stato Fichera a toccare. È lui che esulta più di tutti. 19-22. Vola via la Papiro. Out. Oh, c'è il tocco. Tocco. Il tocco, qualche protesta del La Papiro. palla era out. Ci dicono che la palla, non abbiamo il replay purtroppo, per lo schiacciamento. 20-22. Comunque la Papiro è avanti di 2. Degli esposti al servizio. Oh, formazione. Fallo. E quindi 21-22. È nervosa ora la Papiro. Guarda Fichera che richiama il suo compagno di squadra, il numero 7 Nicolosi. 21-22. Jolly di nuovo a -1 in questo bel primo set. Pronto Luca degli Esposti, eccolo inquadrato al servizio. Chiamata a formazione dal capitano della Papiro. Fichera. Chi è il numero 4? Fichera. 4, sì, Fichera. Stende il braccio Degli esposti. l'arbitro. Sul numero 7. Primo tempo. Morato. Una palla un po' così sul petto di Fabio Remo. Matteo Bonati schiaccia forte. La recupera la Papira e schiaccia ancora forte. Matteo Bonati. Per scoppia il il 22 palazzetto. Piano per che il ancora 22 pari. Si Time carica out. tantissimo la Jolly con questo punto. Evitiamo di fare tutto questo casino che ancora è fresca la pittura, Gabriele. Gli intonaci sono freschi. Si staccano. Chiamato time out coach Frinzi Russo. Eccolo in primo piano. Bello questo primo piano offerto dal cameraman di serata Francesco Bonini. Non ci siamo neanche presentati. Qui che vi parla è Gabriele Bonini. Era Con me al commento Renato Gallo. Buonasera, ma abbiamo dovuto fare un cambio all'ultimo istante, gli ultimi 2 minuti, per un problema al PC e quindi non abbiamo nulla di pronto, non abbiamo neanche fatto i saluti.
Alla regia ci sono pure io, Gabriele Bonini, e salutiamo la nostra regista Annalisa che ci segue sempre da Torino. Oh, il punto della Papiro, pallone che prima rimbalza sul muro, poi sulla testa degli esposti, e passa di nuovo in vantaggio la Papiro. E c'è un altro cambio, si chiude il cambio. 4 No, esce proprio Fichera, cambio, sì. ed entra il numero 10 Nucifora. Alziamo il muro. Sì. Servizio Papiro con il numero 9 Testa. Servizio su Massimiliano Lopetrone, preso di mira degli esposti. Forte per Dionisio Di Pasquale. Scatenato Dionisio Di Pasquale, 23 pari. Bellissima l'esultanza di Dionisio, Renato. Da tanto che non lo vedevamo così caricato. È la curva, è la curva. È bello, e lo ripeterò all'infinito, è bello rivedere i tifosi al Pallabonini. Matteo Bonati al servizio. Il Matteo trapiantato a 5 fronti, Gabriele. Teso stavolta è fil di rete, primo tempo. È il fallo di Walter Vaiana. Fallo di Walter Vaiana, sì. No, sì. numero 8. Ha fatto il numero 8 il secondo arbitro, quindi Massimiliano Lopetrone. Ed era avanti Massimiliano Petrone, non poteva essere a rete. 23-24. Non può essere a rete, Gabriele. Ha fatto 8 è dietro. Quindi l'ha toccata. Boh. Non poteva essere a rete l'8. 23-24, set point per la Fichera. Papiro. E chiama time out. Mister Chirumbolo ce l'ha, lo sfrutta. Eccola inquadrata la panchina Jolly, primo piano per Mister Chirumbolo con la compagine calabrese, le sue indicazioni. Oh. 23-24, le squadre che rientrano in campo dopo questo time out. Non poteva essere l'8 che ha fatto invasione a rete. Massimiliano è in seconda linea. Al servizio Fichera. Sempre su Lopetrone. Infatti. Ops, palla spinta di Dionisio Di Pasquale, muro della Jolly! Il muro della Jolly! Annullato il primo set point della partita. E quindi si andrà ad oltranza. Chiama formazione il capitano della Jolly, Dionisio Di Pasquale. Mentre Walter Vaiana si prepara al servizio. Eccolo Walter Vaiana. Centrale di Prizzi. Riceve Lombardo. Pallone che cade dietro le spalle del muro di Peppe Orlando e Dionisio Di Pasquale. Non era compostissimo il muro, la palla carambolando sulle braccia dei nostri. Quindi di nuovo in vantaggio la Papiro e di nuovo altro set point, 24-25. Si è chiuso il cambio intanto. Sempre su Massimiliano Lopetrone. Negli esposti chiama proprio in causa Massimiliano Lopetrone. Chiesa in bagger verso il numero 2. Remo in bagger verso Dionisio Di Pasquale. Bravissimo Lombardo a tenere in gioco il pallone. Occhio alla schiacciata, c'è il muro della Jolly. Guarda che tuffo che ha fatto Lombardo e guarda come l'ha recuperata la Papiro. Degli esposti ancora indietro per Dionisio Di Pasquale.
chiude questo scambio lungo tra le due squadre. È un bellissimo scambio tra le due Che squadre. recuperi! Si abbracciano forte i giocatori della Jolly, mentre Dionisio Di Pasquale si prepara alla battuta. Mamma mia che recupero della Papiro che abbiamo visto. Spin per Dionisio. Sulla rete ha voluto forzare il servizio e porta ad un altro set point la Papiro. 25-26 è il terzo per la Papiro. Zammataro al servizio. Sì, pallone molto teso, tocca anche il nastro. Attacco centrale vincente di Peppe Orlando. Annulla un altro set point la Jolly Cinquefrondi alla Papiro. 26 pari. Eccolo qua, Peppe Orlando inquadrato. Ricordiamo Peppe Orlando che aveva iniziato questa stagione da opposto, adesso è tornato alla sua posizione naturale, quella di centrale. Massimiliano Lopetrone al servizio sul Lombardo, un pallone troppo dietro per il suo alzatore che alza in bagger. Out! La palla è out. La palla è out. E adesso al set point la Jolly Cinquefrondi 27-26. Eccolo il tabellone del Pallabonini. Secondo arbitro chiede di calmarsi alla panchina Jolly. Massimiliano Lopetrone al servizio. Teso. Cade davanti al piede di Max Lopetrone questa palla. 27 pari. Che bel set che stiamo vedendo. E ora è la Papiro che ha annullato il set point alla Jolly. Ed è Cassaniti al servizio. Riceve Lopetrone, degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Tocca le mani del muro avversario, il pallone poi che cade a terra. L'abbraccio dei giocatori della Jolly. 28-27, altro set point per il Cinquefrondi. Ce ne sono stati 3 per la Papiro, ora sono 2 per la Jolly. Le indicazioni di Tanto mister Tonino Chirumbolo. Chirumbolo. Teso questo pallone di Peppe Orlando. Il muro della Jolly che è in. 29-27 si chiude questo primo set al Pallabonini di Cinquefrondi. Renato, la Papiro non aveva mai perso un set in queste 3 giornate di campionato e il primo set lo perde qua al Pallabonini di Cinquefrondi. È stato un bellissimo set, 29-27. Abbiamo visto 3 set point. 3 set point per la Papiro, ne abbiamo visti 2 per la Jolly e il terzo è stato concretizzato. Da calmare un po' la situazione. Uno a 0 quindi per la Jolly Cinquefrondi in questo quarto incontro del campionato Serie B maschile girone M.
Allora, vediamo se riesco ad inventarmi un qualcosa per la scoreboard al momento, proprio veloce veloce. Niente, no, non lo posso fare. Vediamo invece se riesco ad avere le grafiche che inseriamo solitamente durante le partite, la grafica della scorsa giornata. La grafica della classifica, vediamo se riusciamo ad avere qualcosa. Se la connessione regge magari. E allora, squadre che rientrano in campo per questo secondo set, ne abbiamo viste delle belle nel primo, chissà cosa vedremo nel secondo set. Lungo questa pausa, Gabriele. Si comincia? No, mi sa che c'è un bel giallo. Sì, quanto è successo durante l'interruzione. Almeno per placare gli animi, no? È stato un set infuocato. Chiamati due capitani sotto il seggiolone dell'arbitro. Infatti c'è anche... Sì, c'è anche giusto fair play, no? Tra i due allenatori, mentre discutono Sì, dicevo appunto, l'arbitro con quando i sono capitani. arrivati le squadre erano negli spogliatoi e i due allenatori giocavano in campo. Grande amicizia tra i due. La faccia di mister Tonino Chirumbolo l'abbiamo vista inquadrata. Adesso a colloquio con il secondo arbitro. Mentre ancora il primo sta discutendo con Iniziamo con Rosso il ad entrambi, secondo, sì. con un bel 1-1 a A tutti e tutte e due. due.
mentre ancora discutono sotto il seggiolone dell'arbitro i capitani. Adesso anche Luca degli Esposti. Pronta a riprendere il gioco la Papiro. Pronta anche la Jolly. Erika Burrascano quindi tira fuori dalla tasca un bel tesserino rosso. Vediamo i risultati della scorsa giornata. La Tonno Callipo che ha perso per 3-0 contro la Jolly Cinquefrondi. Siracusa contro Catania è stata rinviata per maltempo. La Mezia che ha giocato e ha vinto 3-0 contro la Cupe Volley. Universal Catania invece ha perso 1-3 contro Volley Letojanni. Costa Dolce Papiro 3-0 contro Partinico. Aquila Bronte che vince 3-0 contro... non ho visto. Il cartellino rosso, Gabriele, per Dionisio è grave perché è il secondo cartellino rosso che danno alla squadra, ma viene dato al capitano. Quindi povero Dionisio di Pasquale si trova con 2 cartellini rossi. Eh sì. Anche l'altra volta è stato dato un rosso a entrambe le squadre, ma viene dato al capitano, che era incolpevole di tutto. Si E lo era anche questa volta. Si ripartirà dall'1-1 quindi in questo secondo set, già un punto per parte. Servizio spin di Chiesa che si ferma sulla rete e Jolly in vantaggio 2-1. Sta asciugando il campo Fabio Remo. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Dionisio Di Pasquale pronto al servizio, spin Buona, forte, lo tiene Lombardo anche. tiene benissimo il pallone, la schiacciata è out, è out, sì. Quindi Jolly avanti 3-1. Ancora Dionisio Di Pasquale al servizio, ancora spin per lui, buona sul Lombardo. Gioca bene la Papiro, stavolta è in il colpo di Andrea Cassaniti. Ottimo il colpo, 3-2. Muro scomposto della Jolly. Bella ricezione del solito Lombardo. Pallone per la Papiro, rimandato di là con la schiacciata. Massimiliano Lopetrone, viene murato, un monster block ed è ancora Cassaniti a fare punto per la Papiro Volley. 3 pari. Cassaniti on fire in questa prima parte dell'incontro. Zammataro al servizio. Zammataro out. Lascia sfilare Massimiliano Lopetrone. Out di pochissimo tra l'altro, 4-3. Ancora proteste in campo della Papiro. Vorrei ricordare, no, noi non ce l'abbiamo il replay, però chi ci sta seguendo da casa lo può fare tranquillamente, basta mandare indietro il video, con YouTube si può. Tacco centrale, bravissimo Fabio Remo a recuperare il pallone. Lo gioca la Jolly, pallone lungo, lunga. Bravo Dionisio Di Pasquale qua. In questo caso è ancora Cassaniti, implacabile. 4-4. Anche Fichera comunque. Nello scorso set non abbiamo sentito molto Cassaniti, adesso si fa sentire come.
Eccolo al servizio. Matteo Bonati, la prende Chiesa. Pallone che torna nel campo della Jolly. Dopo il duello aereo. Mamma. Lombardo si tuffa. Pipe. Che però si ferma sul nastro, secondo me, no? No, è stata toccata. È stata attaccata. Il libero sta facendo la partita. Le sta prendendo 4, tutte. 5. Cassaniti al Da servizio. diversi anni che Lombardo gioca alla Papiro, è molto forte. Qua un po' in difficoltà. Giusta con la punta delle dita questa ricezione che finiva dall'altra parte. Lombardo era pronto a prenderla. È stato il suo compagno a mandargliela. L'ha tolta, Sì, portato fuori tempo. toglierla dalla traiettoria. Sta parlando pronto al servizio per la Jolly. Spin. Bella la sua spin, tiene bene Chiesa, Doppia. all'indietro Cassaniti, out però. Stavolta Era sembrata Cassaniti- doppia tra l'altro. Stavolta Cassaniti non colpisce benissimo, non mira il campo avversario. 6-5, ancora vantaggio Jolly. Spin Peppe di Orlando nuovo. ancora spin per lui, out. Stavolta si era coordinato abbastanza bene Peppe Orlando, però ha caricato troppo il colpo. E pareggio della Papiro. Di Franco al servizio. Inquadrato. Pronto. Sulla rete il servizio di Franco. Jolly di nuovo in vantaggio. +1 per la Jolly 5 Frondi. Prende adesso il pallone Luca Degli Esposti, pronto al servizio. Tacco centrale con di la testa. testa. Luca Degli Esposti, free ball, vediamo come la sfrutta la Papiro. Recuperano anche questa. La gioca la Jolly all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Pallone che si Ottimo. sacca. No, ha toccato giusto quel poco Dionisio per mandarla sulle mani del muro. Otto 6, break Jolly. Ancora Luca Degli Esposti al servizio. Chiesa. Muro, c'è la copertura e pallone che torna nel campo della Papiro. Chiesa chiamato in causa nuovamente. Mette a segno il 7° punto per la sua squadra. Testa al servizio. Tesa riceve Bella alta per Petrone. Matteo Bonati che invece Op! vede il muro piazzato, cerca le falangine e le falangette. La prendo io, la prendi tu, la prende lui, non la L'ha prende presa al nessuno. pavimento. Non si tuffa nessuno qui nella Papiro. E 9° punto della Jolly 5 Frondi. Matteo Bonati al servizio. Tesa sempre sul Chiesa. numero 11 Chiesa. Forte, Tocca sul soffitto. forte. Cassaniti ancora lui a mettere in difficoltà la Jolly. Aveva presa Fabio Remo, ma pallone che tocca poi il tetto del Palabonini. Mi dicono che è stata pestata la linea. C'è l'occhio vigile di C'è qualcuno. l'occhio di qualcuno qui alla telecamera. 9-8. Massimiliano Lopetrone per l'attacco centrale di Walter Vaiana. Con forza. 10-8. Ottimo primo tempo della Jolly 5 Frondi per andare di nuovo sul break. Ed è proprio Walter Vaiana ad andare al servizio.
Tra l'altro penso ci siano i suoi genitori qui al Pallabonini. Sempre Lombardo. Eh beh sì, salta più Chiesa. di tutti Chiesa. Muro abbastanza scomposto della Jolly qua, salta nettamente in ritardo, anzi forse non ha saltato proprio. Beh, Chiesa 10-9. è il più alto in campo. È un Sì. campanile più che una chiesa. Eccolo inquadrato Chiesa. C'è un Chiesa in campo qua e un Chiesa in campo a Torino. Attacco centrale della Jolly Cicafrondi, recupera anche questa la Papiro. Degli esposti, Fabio Remo, bella l'alzata per Dionisio Di Pasquale, ma la prende facilmente Lombardo, la pipe di Chiesa, Dionisio Di Pasquale recupera e free ball, vediamo come la sfrutta la Papiro con Cassaniti, sempre lui, Cassaniti, per riagguantare il punteggio, 10 pari. E quindi ancora Chiesa al servizio per la Papiro. Riceve la Jolly, non benissimo. Fabio Remo in bagger poi anche Massimiliano Lopetrone. Forte la schiacciata di Franco. Rimane tra le mani di Fabio Remo e adesso passa in vantaggio la Papiro, 10-11. Inquadrato l'allenatore della Papiro, Gaetano Frizzi Russo. Un'altra particolarità del libero, anche i calzini sono di colori diversi, ma sono invertite rispetto alle scarpe. Tutto stile, Lombardo, Simone Lombardo. Adesso è inquadrato Tonino Chirumbolo, nascosto dall'arbitro. Dieci a 11, Bonati non riceve benissimo, degli esposti, sistema il pallone per Dionisio Di Pasquale. E qua vince, pallone accompagnato poi di Walter Vaiana. Vince il duello aereo la Papiro che si porta in break, avanti di 2, Chiesa al servizio. Riceve Matteo Bonati, degli esposti per Massimiliano Lopetrone a tutto braccio sul muro avversario. Senza paura Massimiliano. Stava faticando un po' sulla ricezione la Jolly, stavolta ha ricevuto bene, ha ottenuto il punto. Di Pasquale al servizio, vediamo se continua con le sue spin. Sì, ricerchi, tenta anche questa volta la spin e passa. Ace di Dionisio Di Pasquale, si aiuta con il nastro e ottiene la parità. 12 pari. Remo consegna il pallone a Dionisio. Vediamo tra l'altro dietro Renato Arena, il centrale infortunato della Jolly. Forte ancora Dionisio al servizio. Lombardo raddrizza questa palla. Fabio Remo a difendere per la Jolly, Dionisio Di Pasquale chiamato in causa, ma è un monster block. Era difficile per 12-13. Dionisio che stava indietreggiando. Non c'era altra possibilità, mi sa, per Luca, per degli esposti per servire i compagni. Erano tutti raccolti. Zammataro al servizio. Oh, rimane. Hai visto? Gabri è rimasto in aria. Ha aspettato che il muro si fermasse. Punto della Papiro. Sì, c'è stata un'invasione di Luca degli Esposti.
Di nuovo avanti la formazione siciliana, sotto di un set, con Cassaniti ora al servizio, ma avanti di un punto in questo. Unga Out. Lasciano sfilare i giocatori della Jolly ed è di nuovo parità tra le due squadre. Orlando con la spin, In forte, è buona, mandato in controtempo Lopetrone, poi l'ha presa, colpo di Dionisio out che si scusa con i suoi compagni. Altro vantaggio della Papiro, 14-15. Mentre si prepara al servizio per la Papiro, il numero 2, Andrea Di Franco. Servizio su Matteo Bonati, degli esposti, rimanda di là, mandando in controtempo un po' la Papiro. Buona lo stesso la giocata. E buona anche la schiacciata di Matteo Bonati sul muro avversario. 15 pari, a punto le due squadre. Luca Degli Esposti pronto alla battuta per la Jolly. Chiesa, pallone molto arretrato, non ci può arrivare il suo alzatore. Chiesa si propone pure per l'attacco degli Esposti. Matteo Bonati schiaccia forte, bravissimo come sempre Lombardo. Ancora Chiesa, pallone su Massimiliano Lopetrone, degli Esposti dietro per Dionisio Di Pasquale. Lombardo in bagger per Chiesa, un pallone spinto, obbligato a fare questo pallone spinto. Bonati poi un altro recupero del Papiro, free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly, la chiama Fabio Remo. Matteo Bonati a chiudere questo bellissimo scambio tra le due squadre. Matteo Bonati e porta in vantaggio la Jolly 16-15. Belle giocate, ottimi recuperi del Papiro. sì. E Jolly che ha coperto bene in questa azione in ogni parte del campo. Bisogna asciugare il campo del Papiro. Intanto vi ricordo di passare dai nostri canali social, l'Edicolo di Pinuccio, Facebook e Instagram. Luca sempre su Chiesa. Hop! Non ci arriva il numero 9. Si guardano i due. Era in discesa. Time out. Papiro. Eh sì, break Testa Jolly. era in discesa mentre la palla gli passava sopra. Vediamo inquadrato coach Frinzi Russo. A dare indicazioni ai suoi. Dicevo, vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook e Instagram Edicolo di Pinuccio, il nostro sito www.edicolodipinuccio.it. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Edicolo di Pinuccio, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche di quando andremo in diretta. Squadre di nuovo in campo sul 17-15. Luca Degli Esposti inquadrato al servizio. Tesa sempre su Chiesa. Primo tempo questa volta. Adesso a segno. Il 17-16, accorcia le distanze la Papiro. Con E si fanno testa sentire i al tifosi della servizio. Jolly.
Out il servizio di Federico Testa. Jolly di nuovo avanti di 2. Ed è pronto Matteo Bonati al servizio. Ricordiamo per chi si è collegato adesso, Jolly avanti 1-0 di set, 18-16. Raccoglie questo pallone la Jolly. Free ball, vediamo come la sfrutta la Papiro. Con l'attacco centrale, copre bene Fabio Remo, dietro Dionisio Di Pasquale. 19-16 dopo il tocco del muro avversario, pallone che tocca l'asta e punto Jolly. Linea di ricezione della Papiro, tocca la testa del muro Chiesa. 19-17 questa serie positiva della Jolly. Servizio Papiro con il capitano Fichera, inquadrata la linea di ricezione della Jolly, tesa su Matteo Bonati, bella per Dionisio Di Pasquale. Olè! Tenta di si insacca la raccoglierla palla col piede Chiesa. 20-17. Massimiliano Lopetrone a battere le mani a tempo con i tifosi della Jolly. Walter Vaiana al servizio per la Jolly su Chiesa. Buono questo attacco da Cassaniti. posto 4. 20-18. Era stato messo in difficoltà con la battuta nei turni precedenti Chiesa. È stato cercato di nuovo, ma non era insidiosa quella palla. Si è spento intanto il tabellone. Prontamente riacceso. Diventa un problema poi perché non ce l'abbiamo noi, poi se non ce l'hanno manco loro. Io ce l'ho. Si chiude. Cartaceo, ma ce l'ho. 20 Si è rispento. Riceve Massimiliano Lopetrone, attacco centrale Peppe Orlando. 21-18. Torna a farsi sentire l'Orlando furioso. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per lui. Spin out. Sì. Ma le deve provare Dionisio per ritrovare la sua spin. Devo dire che con questa telecamera si vede in maniera perfetta, no, le linee, quindi no, è un pochino c'è un po' effetto Barilotto perché vabbè, sì, è troppo stretto il nostro palazzetto, più indietro non possiamo andare. Se ci fosse stato il replay avremmo potuto fare il VAR. Non l'ha toccata, tanto si è fermato. Max Lopetrone si è fermato, aveva preso la rincorsa e poi la palla è partita dritto per dritto. Zammataro al servizio, sempre su Max Lopetrone. Olè! Forte! Dionisio Di Pasquale colpisce il braccio di Zammataro e riporta in break la Jolly. Max Lopetrone intanto al servizio sul libero lombardo. Chiesa in forte pipe, però ha fatto anche fallo Peppe Orlando a muro. 22-21.
e stavolta in l'attacco di Peppe Orlando rimedia subito al suo errore precedente. 23-21. Papiro tutta schiacciata in avanti. C'è un cambio, esce Orlando ed entra Tommy Orecchio. Tommaso Orecchio chiamato ma intanto c'è un time out. sì. Tommaso Papiro, Orecchio che secondo della Papiro, ha fatto il suo esordio settimana scorsa sì, Vibo, dotato anche di una bella spin. Speriamo che esca il primo tiro, sempre se Tonino Chirumbolo gli chiede una spin. (23-21), prende la rincorsa Tommaso Orecchio, eccolo inquadrato, 18 anni compiuti da poco Tommaso Orecchio. Invece pallone flottante, lunga su visto? Lombardo. Visto? Sì. E il muro caduto davanti agli occhi del secondo arbitro. È un monster block, quello della Jolly Cinquefrondi. 24-21, set point. Hai visto che ha messo in difficoltà il bravo Lombardo, Gabriele? Sì, bravo Tommy. È una palla flottante. Vediamo se Lombardo ha preso le misure. Eccola, questa volta sì. riceve benissimo Lombardo. È bella anche l'alzata e la conclusione del numero 2 di Franco. Quindi primo set point annullato, 24-22. Vietato sbagliare ora altri per due a disposizione. Intanto c'è un cambio, esce il numero 2 di Franco. Entra il numero 7 che è entrato prima, Nicolosi. Abbiamo visto nello scorso set questo cambio. Sì. Ora è vietato sbagliare, dicevo, per la Papiro. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Molto teso il servizio, mette in difficoltà Massimiliano Lopetrone. Free ball per Chiesa, ma forte, tenuto. Bravo Fabio Remo qui. Dietro la palla, Bertini di Pasquale! Chiude questo secondo set, 25-22. E da una situazione di difficoltà la Jolly ottiene il secondo set. Papiro sotto 2-0 al Palabonini di Cinquefrondi. La Papiro non aveva perso neanche un set prima di questa partita, ne perde 2 di fila qui al Palabonini. E noi ci riposiamo un attimo. Questa giornata, la quarta, stanno giocando la Tonno Callipo contro la Universal Catania, Gupe Volley contro Volley Catania, Partinico Palermo contro la Raffaele Lamezia, poi abbiamo Leto Ianni contro Aquila Bronte Catania, la Jolly Cinquefrondi contro Costa Dolci Papiro, la stiamo vedendo, poi Volo Saber Palermo contro Volley Siracusa. Inquadrato il DS della Jolly, Vincenzo Belcastro.
Mentre vediamo la classifica, Raffaele Lamezia prima assieme a Costadolci Papiro e Leto Ianni a 9 punti, seguono Bronte a 7, poi la Jolly a 5 assieme a Partinico, sempre 5, Siracusa e Universal Catania a 3 punti, poi Volo Saber Palermo 1 punto, ultimi Volley Catania, Tonno Callipo, Vibo Valencia e Gupe Volley con 0 punti. Papiro Volley sotto 2-0 qui a Catania, scusatemi, a Cinquefrondi. Inquadrato Dionisio Di Pasquale, il capitano della Jolly, che questa sera sta dando il massimo. E tra l'altro si carica tantissimo con la presenza dei tifosi della Jolly. Chissà come avrebbe esultato Romina, che mandiamo un caro saluto a Tonino e a Francesco e ad Alessandro, che sta giocando in questo momento ad Andria. Nell'altro girone di Serie B maschile. Partirà la Jolly al servizio con Matteo Bonati. Su Chiesa. Ora Dionisio Di Pasquale. E la battuta di Matteo Bonati mette in crisi, come nello scorso set, l'Alto Chiesa. 1-0. Ancora Matteo Bonati al servizio. Questa volta è lunga. Lunga. E pareggia subito la Papiro Volley Catania. Testa al servizio. Tacco centrale di Walter Vaiana. Un muro Jolly, ma guarda che recupero della Papiro. Costretta al recupero in extremis la Jolly. La gioca la Papiro, attacco centrale, ma non sono riusciti a tenere in gioco questo pallone i giocatori della Jolly. Non c'è una palla accompagnata. Sì, la chiede. 1-2, passa in vantaggio alla Papiro. Servizio ancora di testa. La Jolly con Massimiliano Lopetrone. Sfoggia un attacco incredibile Massimiliano Lopetrone. 2 pari. Inquadrato Luca degli Esposti. Due pari. Walter Vaiana al servizio. Mette in difficoltà qui la Papiro, quindi vediamo come gioca questo pallone la Jolly. Massimiliano Petrone ancora, c'è il fallo del muro che tocca la rete. 3-2 in questo terzo set al Palabonini di Cinquefrondi. Quarta giornata di campionato Serie B maschile, girone M. Walter Vaiana ancora al servizio. Mette ancora in difficoltà la ricezione della Papiro. E c'è il quarto punto della Jolly. Primo break di questo set. Chiama subito time out coach Frinzi Russo.
Ha una faccia un po' disperata l'allenatore della Papiro. Eccolo inquadrato. Stavo cercando di capire qualcosa dal labiale, ma è quasi impossibile. Break Jolly, 4-2. Questo terzo set. Walter Veiana ancora al servizio. Dopo il time out chiesto da coach Prinzi Russo. Riceve non bene la Papiro, in difficoltà. Ace, sporco per Walter Veiana. Cambio, esce Di Franco e rientra Nicolosi. In difficoltà Di Franco. Cambio in 5-2. ricezione per la Papiro. Sì, infatti ho notato se... Ah no, c'è un oggetto è volato. Cinque a 2. Walter Veiana ancora al servizio. Si ferma sul nastro tesa, questa sì, volta. tesissima. Pallone sul nastro. Poco sotto il nastro. Il Capitan Fichera al servizio. E si ferma anche la sua sotto il nastro. Sei 3, quindi il punteggio. Sembra un po' giù di morale la Papiro Volley. Dionisio Di Pasquale al servizio con la sua spin. Tiene bene il numero 7. Chiesa Murato, gran muro della coppia Max Lopetrone che si prende il merito, e Orlando. Ancora Dionisio al servizio. Spin Ed per è lui, alta, completamente ed è lunga. out questa volta. 7-4. Chiesa al servizio. Ed è lunga. Out. 2 errori consecutivi in battuta per la Papiro. Altro cambio, esce Chiesa, entra il numero 6. Numero 6, Bellitto. Eccolo inquadrato, Bellitto. Cambia la ricezione, coach Prinzi Russo. Max Lopetrone al servizio, proprio sul nuovo entrato. Primo tempo. Matteo Bonati. Tocca il muro. Ma c'è Lombardo. C'era arrivato di piede, ma c'era arrivato Lombardo. L'aveva presa Lombardo e rovesciata. Ci arriva anche di piede. Per poco non l'ha rimandata in campo. Non era inquadrato, era la zona del campo non inquadrata. Di nuovo Lopetrone su Lombardo. Dionisio Di Pasquale per la Jolly, poi Matteo Bonati, la copertura di Fabio Remo, cercato ancora Dionisio, colpisce forte. Sì. Non c'è il muro e giustamente forza l'attacco. Non era ben coordinato perché non aveva la sua rincorsa. 9-5. Zammataro al servizio, molto teso. Alzata bella degli Esposi per Matteo Bonati. 10-5.
Eccolo inquadrato Matteo Bonati, autore dell'ultimo punto sulla bellissima alzata di Luca Degli Esposti. Peppe Orlando al servizio, spin per lui, si ferma sulla rete però, e quindi Papiro Volley che ottiene il 6° punto. Papiro al servizio riceve Matteo Bonati Degli Esposti all'indietro, un pallone arretrato per Dionisio Di Pasquale, gioca la Papiro, pallone corto, si tuffa Lopetrone, schiaccia invece forte, ancora lui Matteo Bonati per l'11-6 Jolly. Ed è la Jolly al servizio in +1 di Luca Degli Esposti. Out lungo il suo servizio. 11-8, lasciano sfilare i giocatori della Papiro. Adesso al servizio con il numero 7 Nicolosi. Mentre chiama formazione, no, si è chiuso il cambio, è uscito il numero 6 Bellitto. La gioca benissimo la Jolly 5 Frondi per il 12° punto, 12-7. Matteo Bonati, Fabio Remo in bagger per Dionisio Di Pasquale. Sembra non esserci più la Papiro. (13-7) per la Jolly 5 Frondi. Secondo. Altro time out chiesto da coach Frinzi Russo. Secondo. Non serve, non serve. Ricercato mister Tonino Chirumbolo dalla telecamera. Bonati al servizio, vediamo se prenderà di mira il povero Chiesa, maltrattato fino ad ora dalle sue battute. Eh sì, però questa volta Chiesa era pronto e Chiesa si rispolvera, ma c'è il muro che tiene, si ricostruisce con la pipe di Bonati. Messa a segno la pipe di Bonati, gioca benissimo la Jolly. Cambio in vista per la Papiro, entra il numero 5, esce il numero 9, no, numero 4. È uscito Fichera ed è entrato numero 5. Number 5, non ce l'ho il numero 5. Spina, Sebastiano Spina. Vediamo la linea di ricezione della Papiro. Batte Matteo Bonati sul Lombardo. Buona la schiacciata di Chiesa sul muro della Jolly. Non c'era nessuno punto sulla parallela. Servizio Papiro, raccoglie il pallone
degli esposti alla rimanda di Fabio Remo. Chiesa ancora a mettere a segno per la Papiro, sbuccia le mani del muro avversario. Nono punto per la Papiro. La Papira quando costruisce bene a Chiesa. Vabbè, gli è mancata la fase di ricezione, basta avere un po' più di ricezione. Testa al servizio, pallone regalato al Papiro Catania. Ora 14-10. in difetto di ricezione c'è la Jolly. Federico Testa ancora al time servizio, out. infatti. Jolly. 3 punti recuperati dalla Papiro. (14-10) in questo terzo set al Pallabonini di Cinquefrondi, quarta giornata di campionato Serie B maschile, girone M. Inquadrata la panchina di mister Chirumbolo, che ha chiesto time out. Riprende il pallone Testa, pronto al servizio. Per un si pelo ferma sulla rete, regalando il 15° punto alla Jolly Cinquefrondi. Vaiana al servizio. È rimasto in campo Nicolosi da quando c'è stato il cambio. Riceve Chiesa per la Chiesa alto, tocca il muro. Bonati ad alzare addirittura Dionisio Di Pasquale, schiacciaforte. Buona la difesa della Papiro. Non ci arriva Chiesa lassù, era oltre il campanile. Una palla oltre il campanile, Chiesa non ci arriva. 16-10, avanti di 6 la Jolly. Prova un pallone molto teso Walter Vaiana, si ferma sul nastro. 16-11, si chiude il cambio del Papiro, esce il numero 5 e rientra il numero 4 Fichera. Rientra l'alzatore. Riceve Matteo Bonati per la Jolly, degli esposti per Massimiliano Lopetrone. Murato poi ha recuperato, mentre la Papiro con Chiesa ancora una volta sbuccia le mani del muro avversario. 16-12. Carica i suoi Peppe Orlando. Fichera al servizio. Riceve Matteo Bonati degli esposti per Max Lopetrone. Tira una pietra. Muro 1. 17-12. Dionisio Di Pasquale al servizio, non colpisce benissimo il pallone. Chiesa, bello. Chiesa con questa bellissima schiacciata ottiene il 13° punto. Sì, portato completamente fuori tempo il nostro muro. Ed è Chiesa ora al servizio. Matteo Bonati ha ricevuto, poi Peppe Orlando. Ottimo primo tempo della Jolly Cinquefrondi. 18-13.
Max Lopetrone al servizio. Jump plot per lui, su Chiesa sempre. Non c'è la copertura dopo il Non tocco c'è del stato muro. auto, sì. 18-14. Che era Zammataro ha schiacciato il numero 15 o il 17? Chi era? Cassaniti. Oh! Che primo tempo della Jolly con Peppe Orlando. (19-14). C'è un cambio. Rientra Tommy Orecchio per questa Al battuta. servizio. È entrato Tommaso Orecchio al posto di Peppe Orlando. Da posto 5. 19-14. Gemplot su Chiesa, che non riceve bene. Oh, Poi Walter ma- Vaiana non ci crede neanche lui di aver fatto questo punto, perché non ha schiacciato alla grande, si è aiutato con il Sì, nastro. ma c'era un buco enorme dove poteva schiacciare. Sì. Semplicemente non era ben coordinato in discesa. Jolly che resta avanti di 6. Linea di ricezione del Papiro, eccola. Lunga, oh, In difficoltà. Copre Massimiliano Lopetrone, degli esposti dietro per Dionisio Di Pasquale. bello, Bravo, Lombardo. Bagher rovesciato Lombardo per l'alzata, salta da Matteo tutte e Bonati due a le muro. parti. Degli esposti per Matteo Bonati, Palla palla spinta spinta. di astuzia di Matteo Bonati, non ce la fa. Fichera intuisce. Fichera ha messo la mano all'ultimo secondo e giustamente non ha potuto spingere il più possibile questo pallone. 21-14 per la Jolly Cinquefrondi. Tommy Orecchio Ace di Tommaso Orecchio. 22-14. primo punto di Tommy Orecchio. L'ora siamo. Preparatevi ad un Tommaso Orecchio senza capelli. Per questo ho gridato, perché ora lo dobbiamo rasare. 22-14, si carica sempre di più il Palabolini. Oh. In difficoltà ancora la ricezione del Papiro, che poi sfoggia un attacco bellissimo. Ma per c'erano il sulla palla, 15° erano punto. in due. Tommy riesce finisci questo coso. Matteo Bonati! Ormai di rabbia la Jolly che ottiene questo punto. Ci mettono sempre più enfasi i ragazzi di Mister Chirumbolo in questi attacchi. 23-15. Attacchi molto rapidi, molto forti. Papiro sotto di tanto e molto in difficoltà. Non se l'aspettavano neanche loro. Luca degli Esposti ha battuto, ottimo il primo tempo del Papiro, però c'è il fallo a muro di Walter Vaiana. 23-16. Nicolosi al servizio dalla parte opposta. Riceve Fabio Remo degli Esposti, primo tempo con Walter Vaiana. E in Angolino all'incrocio delle linee per portare la Jolly al primo match point dopo 2 anni al Palabolini. Ed è Matteo Bonati
a battere questo match point. Su Chiesa. Attacco centrale Di primo messo a tempo, segno da numero Testa. 9 Testa. 24-17 se ne va il primo match point. Vietato sbagliare dalla parte opposta. Palla deve essere mandata sempre in campo. Testa al servizio, autore dell'ultimo punto degli esposti per Dionisio Di Pasquale. 25-17 con 3 set. Archiviato il capitolo Papiro. Quasi emozionati i giocatori della Jolly. Al saluto le due squadre. Non ci sono parole per il capolavoro di mister Chirumbolo, che vince 3-0 contro la capolista, ora forse non più Papiro, che fino ad adesso non aveva mai vinto, non aveva mai perso un set. Tutte e tre le partite vinte 3-0. Adesso subisce un 3-0 e lo subisce al Palabonini, mentre i giocatori della Jolly fanno festa sotto la tribuna. E andiamo subito a chiamare per l'intervista il mister Chirumbolo. Ora ci mettiamo. Allora, ci siamo, sì. No, perché ho visto le facce dei ragazzi, erano tutti quanti increduli, non lo so, pure il mister. Ora un attimo la foto di Rito, giustamente, da pubblicare sui social. Ragazzi pronti qua per la foto, c'è anche Arena in stampelle, centrale della Jolly, infortunato. Eccolo, è arrivato anche il mister alla foto e lo aspettiamo per l'intervista. Un attimo solo, è andato a salutare il mister.
Mister, ti vedo un po' incredulo. No, non sono incredulo. Sono felice di fare un lavoro durante la settimana che poi dà dei buoni frutti al sabato. È l'auspicio di ogni allenatore, quello di fare un lavoro e vedere poi ripagato il lavoro che si fa. Ma per i ragazzi fanno tanti sacrifici, si allenano molto seriamente e oggi hanno raccolto tanto. Perché non è la vittoria, è la prestazione. Abbiamo fatto veramente una bella prestazione contro una squadra forte, che noi abbiamo fatto sembrare meno forte perché l'abbiamo aggredita nei posti giusti, nei momenti giusti. Rimane una squadra forte, però oggi credo che abbiamo avuto qualcosina in più. Non hanno mai perso un set fino ad adesso, li avete messi sotto pressione, avete vinto 3-0. Quanto lavoro c'è, soprattutto a livello mentale, per voi durante la settimana? Ma innanzitutto, come si prepara una partita del genere? Innanzitutto bisogna creare in allenamento le condizioni di gara. Un errore in allenamento deve pesare come quello in gara, altrimenti ci si allena sull'errore senza che serva a niente. Io a volte sono anche troppo in alcuni momenti, però devono capire che quello che fanno in allenamento poi si ripercuote su quello che fanno in partita, è lo specchio. E oggi abbiamo davvero messo in pratica tutto quello che ci eravamo preposti e i risultati si sono visti. Io non lo so questa squadra dove può andare, so che oggi ha fatto una gran partita. Se noi giochiamo così siamo un bel problema per chiunque. Però andiamo avanti, godiamoci questo momento, poi lunedì ci pensiamo. È difficile scegliere anche un migliore tra i giocatori della Jolly, perché hanno giocato davvero tutti alla grande. Anche chi è entrato dalla panchina l'ha dimostrato, per esempio Tommaso Recchio alla battuta, che li ha messi abbastanza in difficoltà. Non lo so, giudica tu la prestazione dei tuoi ragazzi, perché davvero è difficile scegliere uno migliore in campo. Allora, partiamo dal presupposto che se vuoi battere una squadra così devi avere 7 su 7 più la panchina. Nel senso che già se c'hai un calo di qualcuno, noi abbiamo avuto per esempio dei fondamentali dove qualcuno ha reso, non meno, ha reso secondo le aspettative, però dietro è stato strepitoso e gli altri hanno sopperito con l'attacco. È stata una staffetta, ci siamo chiamati l'uno con l'altro e ha funzionato un po' tutto. Siamo partiti un po' a rilento con la battuta perché abbiamo rischiato anche tanto, ma dovevamo metterli assolutamente sotto pressione. Quando poi la battuta ha cominciato ad entrare come doveva, siamo andati sui loro punti deboli e chiaramente poi quando la squadra viene messa in certe condizioni i centimetri che mettiamo sopra la rete sono un buon numero, quindi poi diventa difficile per tutti quanti. Quindi testa alla prossima, sperando di non avere cali, soprattutto a livello mentale, a livello fisico. La prossima è già una battaglia, andiamo a giocare contro la Universal, un'altra delle grandi di questo campionato. Però ci andiamo con qualche consapevolezza in più, sappiamo che possiamo raggiungere certi livelli, sappiamo che possiamo stare al passo con le grandi a patto di continuare a lavorare come stiamo facendo e poi trasporre quello che facciamo durante la settimana in campo al sabato. Oggi è avvenuto e siamo contenti, adesso lunedì si riparte e penseremo a Catania. Perfetto, grazie mister Chirombolo. C'è Matteo Bonati ai microfoni dell'edicola. Matteo, tu volevi fare un saluto, prima di fare un saluto ti chiedo, secondo te com'è stata, cioè qual è stato il segreto voi in campo? Avete giocato davvero davvero bene? Boh, secondo me sinceramente siamo anche siamo un gran bel gruppo comunque, molto contenti, tutti abbiamo fatto una gran bella prestazione e niente, siamo stati bravi, loro pure, però va bene così e ce la godiamo. Ne approfittavo per salutare tutti i tifosi che sono a casa e soprattutto per fare gli auguri a mia nonna che fa 73 anni. Auguri! Dai vai! Auguri! Grazie mille. Auguri nonna! Luca, vieni, Luca, direttore d'orchestra di questa fantastica Jolly quest'oggi, avete vinto contro un grande avversario, una grande prestazione davvero. Dimmi tu, che cosa avete fatto questa settimana? Avete lavorato tanto, mi ha detto il mister. Cosa c'è? Qual è stato il trucchetto? Cosa? Tanto questa settimana, però guarda, ti dico, allora, non abbiamo fatto niente, questa è solo una partita, però questo è il frutto di un lavoro che parte da lontano, non è frutto di un lavoro solo di questa settimana. E noi questa squadra l'abbiamo studiata bene e abbiamo fatto quello che il mister ci aveva chiesto. Il primo set magari in battuta non siamo andati benissimo,
però poi siamo entrati nel match con tutte le indicazioni giuste, l'abbiamo fatti allontanare dalla rete. È bello, vincere così è bello, a casa con tanta gente, tanti tifosi dopo tanto tempo. Io avevo pure un ospite speciale che c'è la mia moglie oggi, quindi cioè, è bellissimo, ormai è diventato il talismano, dovrà venire tutte le settimane penso. Quindi. Ecco, questa è stata la tua prima partita con il pubblico, giusto? Com'è stato? Che cosa hai sentito? Bello il calore, girarsi, fare un punto, girarsi e vedere l'animo della città che ti sostiene. Per noi che siamo in campo è la cosa più bella, e regalare a loro tipo un'ora e mezza di gioia il fine settimana è bellissimo. Non so se hai visto la faccia di Dionisio ogni volta che faceva punto, come si girava verso gli spalti. E questa è davvero l'emozione che ci regalate voi in campo e l'emozione che vi trasmettono i tifosi dagli spalti. Sì, no, è bellissimo. Continuiamo così su questa strada. Rimaniamo con i piedi per terra perché non abbiamo fatto niente, ripeto, è solo una partita, però la direzione sicuramente è quella giusta. In più ci stiamo anche divertendo, quindi quando È la cosa più bella. quando nel divertimento trovi anche le soddisfazioni che fai perché butti tanto sudore, macini tanti chilometri durante questi mesi, è bello quando riesci. Perfetto, grazie Luca. Grazie a te. Quindi testa alla prossima di campionato contro Catania. Noi vi ringraziamo per averci seguito anche quest'oggi al Pallabonini, in diretta dal Pallabonini. Stiamo vedendo forse la grafica della prossima giornata? No? Non riesco a capirvi da qua sotto. Vabbè, la prossima ci attrezziamo una radiolina. Vi raggiungo, arrivo. Aspettiamo Gabriele. Visto, mamma mia, non dovevi spegnere il microfono. Visto che è il suo computer, è il suo programma, è lui che deve mandare la grafica per vedere le partite della prossima settimana. Ce l'abbiamo, sul mio computer c'erano. Eccola qua. Eccola qua. Quindi Universal contro Jolly Cinquefrondi, Siracusa contro Gupe Volley, Aquila Bronte Catania che giocherà contro Tonno Callipo Vibo Valencia, Volley Catania contro Partinico Palermo, Raffaele Lamezia contro Volo Saber Palermo, Costa Dolci Papiro contro Savan Costruzioni Letojanni. Bene, è tutto. Sigla e alla settimana prossima. Alla Arrivederci. prossima.